Questa presentazione a Venezia perché la Regione Veneto sostiene con il proprio patrocinio ovviamente un'importante iniziativa come questa che mette insieme musica, solidarietà, professionalità, portando al centro quello che è un problema e soprattutto un percorso di ricerca medica che riguarda le cure palliative e che si cerca in qualche maniera di dare con questo concerto forza anche economica ai professionisti, ai nostri medici che stanno lavorando sul campo medico, sul campo psicologico per cercare di dare supporto non solo ai bambini che ovviamente sono affetti da patologie gravi, ma anche ovviamente alle famiglie stesse che devono essere abbracciate in questo percorso di accompagnamento e anche ovviamente dare sostegno agli operatori professionali che sono quelli che cercano ovviamente di mettere la propria professionalità nella professione ma anche ovviamente l'umanità e quindi quell'aspetto psicologico. Un progetto bello, interessante che non può essere che accolto nel Salotto Buono di Verona in Piazza Bra, per cui l'invito è a tutti i veronesi, a tutti i veneti di venire a sentire, ad ascoltare dell'ottima musica aprendosi il cuore verso un tema davvero importante. Smog Magica è il nome di un famoso album delle Orme, ma in questo caso è anche il nome della band che il 27 ottobre al Palazzo della Gran Guardia di Verona effettuerà questo omaggio non solo alle Orme ma anche alla premiata Forneria Marconi. Un concerto a sostegno delle cure palliative pediatriche e delle patologie complesse pediatriche dell'intera rete veneta. Siamo orgogliosi perché hanno aderito numerosi degli ordini professionali legati all'ambito medico-sanitario, unitamente a prestigiose onlus non solo territoriali di Verona e di Padova, unitamente all'Università degli Studi di Verona col suo dipartimento specifico, ma due importanti onlus di valore nazionale come Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald e Fondazione Maruzza. Le cure palliative pediatriche sono una branca della pediatria, cioè quindi un piccolo ramo di questa disciplina. Piccolo relativamente nel senso che abbracciano tantissime patologie e il fulcro intanto che dobbiamo subito chiarire è che non sono le cure palliative del bambino morente, solo una piccola fascia di questa disciplina si occupa dei bambini terminali, ma per il resto è la vita di bambini affetti da patologie rare, patologie inguaribili, patologie che meritano una complessità, questo è un altro termine importante, complessità di cure, di presa in carico. E come si fa a fare questo? Garantendo ai bambini e a tutta la rete attorno ai bambini, quindi la famiglia, la scuola, la presa in carico a 360 gradi con moltissimi sanitari, con moltissimi servizi sociali, tutto quello che permetta a un bimbo di percorrere con la miglior qualità di vita il percorso che gli darà la malattia che deve affrontare e soprattutto con dignità. Ecco, queste sono le parole che utilizziamo di più in questa disciplina: qualità di vita, dignità e presa in carico a 360 gradi del soggetto. Quindi si lavora in rete, quindi capite subito che la prima cosa è un'altissima formazione, deve esserci un'altissima capacità di dare cose iperspecialistiche, assistenza iperspecialistica, calandolo in quello che è la realtà. La professoressa Benini in Veneto, ma in Italia da tantissimi anni, da decenni, porta avanti questa disciplina, è stata pioniera in Italia di questa materia e in Veneto si è sviluppata una rete che vede l'hospice pediatrico della Regione Veneto, che ha sede a Padova, in rete con tutte le strutture sanitarie pediatriche ospedaliere e non che ci sono nella regione. Questo e non è molto importante perché un altro punto fondamentale delle cure palliative pediatriche è che l'azione si cerca di farla il più possibile fuori dall'ospedale, a casa, quindi l'ospedale, l'ospedalizzazione devono essere ridotti all'essenziale. Il bambino deve essere lasciato il più possibile nella sua realtà di bambino, di adolescente e permettergli di vivere le fasi della sua vita adeguate a quello che la malattia e l'età del bambino permettono. Quindi ecco, è un grandissimo lavoro in cui ovviamente anche il terzo settore ha un'azione fondamentale, oltre a quelli che sono i servizi sociali che già la Regione ha, e il supporto di tutta una rete e la volontà quindi di farla conoscere, di togliere quei tabù che spesso magari sono legati a parole usate in maniera impropria, prese magari dall'ambito dell'adulto, dove questa stessa disciplina, quella delle cure palliative, è più spostata invece verso la terminalità che non verso la durata di una vita con patologia complessa.